In tutti gli angoli avevamo i morti freschi, avevamo Falcone e Borsellino che ancora respiravano, e in questa città si era fatta primavera. Che cosa è successo tra la prima sindacatura di Orlando e la sindacatura di Cammarata? Cammarata non è arrivato dalla Luna, non è stato un extraterrestre. Sì, sono stati questi cittadini ad eleggerlo, ma che cos'è che non ha funzionato tra la prima sindacatura di Orlando e la prima sindacatura di Cammarata? È successo che la primavera si è bloccata, è successo che la giunta Orlando nel suo andare avanti alla fine si è chiusa a riccio e ha pensato a se stessa, ai suoi salotti. La stessa cosa, purtroppo, lasciatemelo dire, sta risuccedendo adesso. Io lo vivo più direttamente sul fronte della cultura, perché a cosa mia la musica, diciamo, giusto? Ho preso posizione aperta contro il sindaco e contro l'assessore per quello che sta succedendo sul fronte culturale, vero è, la città era al buio perché Cammarata ha chiuso tutte cose, ma per riaccenderla la prima cosa che doveva fare Orlando era convocare gli stati generali della cultura, coinvolgere la città tutta per ripartire davvero. Questo ancora non è stato fatto, quindi potremmo trovare i piccioli, non è un problema di decreti assessoriali, di sindaco, è un problema che in questa città o troviamo il modo davvero di fare ripartire la primavera senza bisogno dei morti che abbiamo avuto allora, o non c'è un niente. Grazie Ciccio, che in modo molto sintetico, ma anche sulla battuta della canzone vorrei riprendere. Infatti